Va ora in onda Spazio Più. Dal Belvedere con furore, 1, 2, 3, vai di epoca dell'oro. Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai, sì, ai, sì, ai, sì, ai. Il vestito nero che aura fantastica, tra le luci Vienna sembra magica. Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai, sì, ai, sì, ai, sì, ai. Sulle mani, sulle mani, sulle mani. Voleva solo entrare in quell'accademia, ma se n'è andato via una fredda sera, respinto dai giganti, rimasto sulle porte, ma lui ha giurato: cambierò la mia sorte. Dicevano non sai disegnare le persone, lui ha risposto rivoluzionerò l'intera nazione. Si chiude nello studio, prepara la rivolta, l'estetica di prima stavolta è sepolta. Non serve un nome, lo senti nel cuore, è un'ascesa di stile o di terrore. Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai, sì, ai, sì, ai, sì, ai. Il vestito nero che aura fantastica, tra le luci Vienna sembra magica. Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai, sì, ai, sì, ai, sì, ai. Sulle mani, sulle mani, sulle mani. Tra le strade di Vienna lui cerca lo spazio, un bacio che stringe, un abbraccio, uno strazio. Voleva l'architettura, sognava i palazzi, ma è finito dal dipingere a renderli tutti pazzi. L'oro copre tutto, nasconde il difetto, simboli neri sul muro perfetto. Chi guarda distratto non capisce il gioco, chi resta un secondo si brucia nel fuoco. Ognuno ha il suo destino, ognuno ha il suo pennello, c'è chi fa mosaico e chi un macello. Dal Belvedere guarda la sua eredità, un'ombra che danza su tutta la città. Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai, sì, ai, sì, ai, sì, ai. Il vestito nero che aura fantastica, tra le luci Vienna sembra magica. Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai, sì, ai, sì, ai, sì, ai. Sulle mani, sulle mani, sulle mani. Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai, sì, ai, sì, ai, sì, ai. Il vestito nero che aura fantastica, tra le luci Vienna sembra magica. Sulle mani per il pittore austriaco. Il pittore austriaco di Voci Dissidenti, questi ragazzi, giovani ragazzi che hanno fatto questa canzone che è la vera hit dell'estate, quindi quelle poche volte che verrò in radio la metterò ogni volta perché è proprio bella. Il pittore austriaco che parla di Gustav Klimt, andate a vedere chi è, un grandissimo pittore appunto austriaco. Di perché, Vienna? sì, era viennese, sì. Beh, quella è l'Austria alla fine, Per me l'Austria significa invece la torta, quella al cioccolato, la Sacher, la Kasher, la Kasher è un po' più giusta, verso Tel Aviv all'incirca. Ok, siamo in diretta, inconsuetamente oserei dire, perché da tantissimo che mancavo dal bunker di via Carlo Bellerio 41 in Milano, in questa Milano calda ma non rovente come l'ho lasciata. Ore 15.09, chi vi parla, vostro sparacazzate preferito, oggi che è martedì 28 luglio 2026, a fianco a me Mimmo Magnetta, presidente dei professionisti imprenditori uniti. Buongiorno e buon ascolto a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e benvenuto e bentornato al... Sì, prima però giustamente siamo in casa, dobbiamo anche fare gli onori a chi è a casa. Abbiamo dall'altra parte del Cheno Legnoso la nostra Natalia che rende tutto questo possibile, dato oggi è elegantissima, ha un vestito a pois meraviglioso, peccato che ha da fare e anch'io da fare, se no la invitavo a mangiare un gelato appena uscivo, però davvero elegantissima oggi, mi sono emozionato. Questo ti costa un sacco di bastonate appena torni stasera a casa. non torno.
Ecco, Non già lo so, torni. non torno a casa. So già che mia moglie non mi farà entrare a casa dopo questa. 029, ora mi mandare messaggi su WhatsApp, bravo, hai capito. Ecco, 029294 7222, ripeto, 029294 7222 per dire la vostra senza filtri né censure. Siamo l'unica piccola grande radio a permettervelo. E anche per i più timidosi il WhatsApp, se ce l'abbiamo ancora, 340 670 9659, ripeto, 340 670 9659. Tante cose vorrei dire ancora. Sapete che siamo in tempi di dichiarazione dei redditi, di 43, di come donare 43 alla Lega per Salvini Premier. Gran parte di quei soldini vanno a sostenere questa radio, tenerla aperta. Dobbiamo dirlo, ci dispiace far aspettare tutti, però una cosa gratuita e anonima che potete fare, non vi costa niente ed è totalmente gratuito. Scusate il tempo che vi ho rubato, ma lascio la parola a Mimmo. Prima di presentare il nostro graditissimo ospite, abbiamo già ricevuto una chiamata, e visto che la regola di questa trasmissione è dare la voce a chi ci ascolta, sì. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Sì, buongiorno, sono Giampaolo Bernasconi, parlo da Faloppo in provincia di Como. Ciao Giampaolo, buongiorno. Ciao, ti è piaciuta la nostra canzone d'ingresso o no? Prego. Ti è piaciuta la nostra canzone che Federico ha voluto mandare o no? Non l'ho sentita perché sono entrato in contatto adesso con voi. Allora, vabbè, dici Giampaolo, dici che ci... No, volevo dire due cose velocissime. Allora, una cosa, che ho parlato bene di Federico Carbonara sul mio blog. Andrò a guardarlo allora. Ditemi. Secondo te se lo merita? No. Sì, se lo merita, perché io lo sento, magari non è laureato, adesso non so se è laureato, però è uno che dice le cose come stanno, nel senso che ad esempio è stato capace di dire che se si dovesse mettere in discussione il residuo fiscale di 54 miliardi in Italia ci sarebbe una guerra civile, e in pochi dicono una cosa del genere, quindi lui è uno sincero, intelligente, onesto. E poi l'ho messo sul mio blog, io ho un blog, mettete Giampaolo Bernasconi in Google, lo trovate, si chiama Wave. E poi volevo dire una cosa velocissima sulla Cina, perché la Lega ogni tanto prende una posizione negativa sulla Cina. Io mi sto leggendo ultimamente il libro di Jim Rogers, che è un finanziere che conosco, americano, che ha scritto un libro, The Bull, cioè il mercato rialza in Cina, e spiega molto bene come loro vanno bene perché hanno un sistema legale, un sistema che funziona, che non c'è in Italia. Ecco, io volevo solo dirvi queste due cose e farvi i complimenti come al solito, perché vi seguo con molta passione. Grazie Giampaolo, grazie. Salve. Grazie mille, lo ringrazio anch'io. Allora, e tanti auguri al suo blog, ovviamente, speriamo che... Dopo io mi vado a vedere sto Wave, voglio vedere appunto... Wave, il blog Wave, Wave. No, io l'ho detto normale. Oh, Madonna, mi sono allevato una serpe in seno, mannaggia la miseria. Vabbè, passiamo al nostro graditissimo ospite, che è il mitico e combattivo Giancarlo Nardozzi, presidente del Goya FENAPI. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno Mimmo, buongiorno. Ti è piaciuta a te la canzone ti è piaciuta la canzone che Federico ha voluto mettere o no? Sì, bella battagliera, è allegra. Sei io la prima volta che la sento, invece. Dopo me la devo risentire bene. Ci dobbiamo informare con i nostri figli, che loro sono più a passo. A Federico bisogna dargli sempre ragione, dai. Senti, io qua sotto gli occhi mi sono fatto scaricare un po' di cose dalla mia mitica regista Natalia, e c'ho sotto gli occhi un foglio, FIVA, Confcommercio, Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su aree pubbliche. Ora si chiama Confcom. Il presidente Giacomo Enrico, che ha avuto il coraggio il 24 luglio di pubblicare, appunto, a seguito della pubblicazione odierna della notizia secondo la quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea avrebbe limitato per i balneari l'applicazione della cosiddetta Bolkestein e l'effettiva e documentata scarsità di risorse, la Federazione comunica che è in corso un'analisi approfondita della vicenda. Veramente, io non lo posso dire perché l'ho detto già una volta e mi è costato un po' di soldi, no? Però veramente... Guarda, va bene, dai, magari si sta accorgendo che noi nella Bolkestein non ci dovevamo entrare. Fino a ieri... Ma è quello che ci ha sprofondato nella Bolkestein. Non è lui che ci ha sprofondato. Cose, lui, l'altra, gli amichetti, oggi se per caso non dobbiamo entrare dentro la Bolkestein.
Ma io, guarda, mi sono anche stancato, no? Perché poi, guarda, Mimmo, la colpa, se questi continuano a parlare a nome degli ambulanti, pur non avendone più credito, la prima colpa è la nostra. Questo è un dato di fatto. Poi, dopodiché, noi facciamo la nostra battaglia e andiamo avanti. Sono contento di questa sentenza, perché va a dimostrare che noi siamo sempre stati dalla parte giusta. Per 15 anni continuavamo a dire, ma d'altronde io me lo ricordo, no? A differenza di altri che fanno gli show, noi 15 anni fa ci eravamo andati veramente a Bruxelles, e io mi ricordo benissimo la Corel Brumpter, che era il braccio destro, tra virgolette, di Bolkestein, che ci ha detto che se l'Italia dice che noi non dobbiamo entrare nella direttiva Bolkestein, basta che ce lo dica. Quello ci aveva detto allora, 15 anni fa. In questi 15 anni, al posto di andare a favore degli ambulanti, scendere insieme a noi alle proteste, noi eravamo i pazzi, eravamo quello, eravamo quell'altro. Eravamo gli urlatori, C'è una categoria, l'hanno disastrata, si pensano a prendere gli appalti delle fiere, pensano a tutto tranne alla difesa della categoria, e questa è una cosa vergognosa. L'ho detto, lo ripeto, l'avremmo detto non so quante mila volte. Adesso guarda Varazza, stiamo facendo degli accessi agli atti per vedere per il comune che procedura ha fatto per levare le licenze ai fieristi, perché lo ripeto, questi avevano un decennale in mano che sì, era scaduto, però non è che hanno fatto i ban, neanche i punti hanno detto basta, a voi non vi rinnoviamo più. Hanno dato in mano che dietro ci sono i vertici delle solite note. Cosa stiamo parlando? Per solite note ci riferiamo sempre a Confcommercio e Confesercenti. Per me, scusa, permettimi, Mimmo, per me questa sentenza fa è la gran figura di merda di questa gente qua, la stessa gente che diceva che noi siamo obbligati a entrare nella Bolkestein, vi stiamo salvando 50 punti, 30 punti, sembra di giocare alla lotteria, no? E questa è una sentenza così, capisci che li fa un po' scuotere, dice no, ci stiamo interessando. Ma che cazzo ti stai interessando? Ti dovevi interessare prima. Quello che hanno fatto i balneari lo dovevano fare loro, noi l'abbiamo fatto, e infatti stavamo rinnovando con quel procedimento lì. Tante città fino almeno 2032 sono tranquilli, perché abbiamo usato una procedura, grazie alle manifestazioni, grazie alle guerre, grazie anche a una politica che ci ha accettato, abbiamo seguito una procedura che oggi come oggi, almeno fino al 2032, garantisce la licenza al collega, a differenza di questi fenomeni che andavano dentro i comuni a dire no, non rinnovate, aspettate le linee guida, che loro dovevano mettere i loro punti, poi ci ritroviamo i balneari, che poi vedrai, Mimmo, che usciranno prima i balneari di noi, che doveva essere l'incontrario, perché qua stiamo parlando di demanio, e vale la regola della non limitate, di risorse limitate, no? Noi che siamo su area pubblica, che in realtà la risorsa la occupiamo mezza giornata, e posti ce n'è quanti ne vogliono, e se non ce n'è si può ancora aggiungere un pezzo di mercato dove qualsiasi si voglia. E vedrai che noi, grazie a questi fenomeni qua, che sono andati davanti a un sottosegretario a dirgli quello che devono fare, perché poi alla fine il sottosegretario ha solamente fatto quello che gli è stato dettato, oggi come oggi ci ritroviamo i colleghi, spero che dopo questo finisca sta storia, però c'è il rischio che ci ritroviamo i colleghi a fare dei bandi, delle aste su una propria attività che hanno pagato, col rischio di non prenderla, e se la prendono col rischio che qualcuno gli arriva dietro e gli fa un ricorso al TAR, perché come è strutturata adesso, anche se l'Europa dice noi non ci dobbiamo entrare, e come è strutturata adesso le licenze sono tutte a rischio. Perché? Perché alla base di tutto deve essere lo Stato. Infatti stamattina abbiamo perfino scritto alla Presidente del Consiglio sperando che la legga, speriamo almeno quello, perché tu te lo ricordi quando era venuta
Come sul no? palco. Me la ricordo, sì. Io gliel'ho fatto notare, gliel'ho scritto nella lettera, gli ho detto, si ricordi che c'era anche lei E in non quel palco a solo, promettersi. Adesso e non non ci sono solo, scuse. Giancarlo, e non solo, perché Sì, non è venuto c'era, il mondo, non però c'era poi stiamo solo parlando della lei. Presidente del Consiglio, poi c'era Salvini, c'era Gasparri, c'erano tutti, questo da sinistra a destra, da sopra e sotto, perciò C'era stiamo anche Di parlando Maio del nulla. c'era anche Di Maio e Toninelli, Però quello Giancarlo. Ma l'hanno fatti fuori quei 2 ore, c'è solo Conte, quindi... sì. Siamo... Perciò, come si dice, se non cambia la legge, di nuovo la legge ai vertici, al ministero, la legge ministeriale, se non viene cambiato, escludendo i mercati che hanno risorse, che hanno le risorse non limitate, che praticamente stiamo parlando di tutti i mercati d'Italia, hai capito? Sì, automaticamente continueremo a subire questa cagata, questa vigliaccata che hanno fatto nei confronti della nostra categoria. Giancarlo, infatti noi ci siamo sentiti l'altro giorno, abbiamo detto che avremmo usato questa trasmissione, visto che questa trasmissione si svolge in via Bellerio, sotto l'ufficio di quello che adesso è il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro dei trasporti e cose varie, proprio per sottolineare, per chiederglielo appunto di intervenire, perché lui intervenne all'epoca quando noi facemmo la mitica manifestazione in Piazza della Repubblica. Chi in fondo ci aprì le porte al Ministero dello Sviluppo Economico fu lui. Ma con lui avevamo iniziato la battaglia, e adesso dov'è? Cioè, adesso infatti siamo... sono ospite a casa sua. Però appunto, Giancarlo, perdonami, visto che siamo ospiti, perché anche io sono ospite a casa sua, ecco, cogliamo l'occasione per ricordare a Matteo Salvini che deve aderire a quella che è questa ordinanza che è stata emessa nei confronti dei balneari e che deve essere appunto allargata alla categoria degli ambulanti, perché è vero che i balneari sono un tantinello più ricchi, perché quando si muovono hanno più soldi da spendere in avvocati e cose del genere. Però loro sono 30.000 gatti, noi siamo 160.000 persone. Allora sarebbe stata una cosa che avremmo fatto anche noi a spese nostre, l'avremmo fatta. Purtroppo questi si ficcano sempre in mezzo. Adesso lì al Ministero, chi è che ha suggerito i punti? L'ha suggerito il Goia? L'altro giorno vedevo gli altri venditori di fumo che dicevano non raccontare palle, che noi ci dobbiamo stare dentro la bolca. Ma che cazzo, ma di cosa stiamo parlando? Ma io non per niente ho dato... Allora, la bolca Giancarlo, fermola, Giancarlo, fermola. Io non per niente ho iniziato questa trasmissione leggendo la dichiarazione appunto del mitico come si dice, sempre che non manca, non sempre passa, sempre verde, presidente della FIVA Confcommercio, per questo motivo, insomma, del sempre, no, non è vero, sempre sta là da un botto di anni, che saranno 30 se non quasi 40 anni. No, a me piace che poi vanno a piangere nei giornali, perché leggi ogni volta che leggo... mi ricordo che loro dicevano che io non ero votato. È votato lui. No, ma ogni volta che leggo un giornale sento lui, Sangalli e gli altri signori della Confcommercio che piangono, che in questo paese il commercio dettaglio è stato massacrato, in particolare il settore del commercio ambulante. Su questo andiamo su un altro binario. Vogliamo parlare dei Ducche. Voi sapete cosa sono i Ducchi? Sì. I distretti unici. Distretti urbani del commercio. Sono soldi che rilascia la regione per aiutare il commercio di vicinato, il piccolo commercio. Se tu vai, penso, adesso io a Milano non so come sono, ho visto che hanno sganciato un sacco di soldi, però non erano Ducche. Però se tu vai, qua in Piemonte, in Torino, entri dentro un negozio e gli chiedi: signora, lei lo sa cos'è i Ducche? Quella non sa neanche cosa sono. Sono 4 o 5 anni che la regione dà soldi, ma da milioni di euro stiamo parlando, in questi Ducche, dove questi se li amministrano con cabine di regia, con progettini che il comune paga.
il manager, la consulenza, quello e quell'altro, e tu vedi se qua ogni giorno chiudono centinaia di negozi, non decine, centinaia di negozi. Potrebbero avere un aiuto economico che, se gli arrivassero quei soldi in tasca direttamente, molto probabilmente magari non dico che non chiuderanno, però magari durerebbero un po' di più, o comunque non chiudono coi debiti, perché la maggior parte chiude coi debiti. E invece sti soldi qua dell'utilizzo devono dimostrarlo, perché comunque alla fine io da fuori vedo solo dei cartelli, attenzione, io ho i requisiti per entrare in queste camere di regia, in queste cabine di regia, le chiamano cabine di regia, che fa figo, non ci posso entrare perché loro non vogliono. E la cosa più schifosa, che è una scelta politica non farmi entrare, perché se l'assessore dice no, devono entrare anche loro, ti posso garantire, Mimmo, ma te lo giuro sui miei figli, che quei soldi lì vanno in tasca ai commercianti, non a casa. Giancarlo, ne sono convinto, Giancarlo, ne sono convinto. Allora, comunque anche io non entrerò mai in queste cabine di regia. Beh, finché ci saranno loro, sì, sarà così. Io mi ricordo quando andavo alla quarta commissione alla Regione Lombardia, alla quarta commissione, che era quella che si occupava del commercio, e praticamente si alzava il solito eterno presidente che dice no, loro non possono entrare. Io mi ricordo certo. che fui accettato. Basta vedere che nei comuni, comunque anche lì, cioè, però è colpa, Giancarlo, è colpa anche dei funzionari. Non fanno parlare i nostri, adesso inizia un po' a svegliarsi la cosa. Prima non li fanno parlare perché non fanno parte della Confcommercio, del CNEL. Ma chi cazzo siete? Permettemelo. Questi qua ormai hanno solo più dei fregi, no? Hai capito? Però hanno Giancarlo Nardozzi. D'onore, ma io sono del CNEL, Giancarlo, devo fare maggiormente rappresentativi. Giancarlo, e poi vai per vedere, sono 4 gatti. Devo fare come Cruciani alla Zanzara? Italiani! Oh, ascolta Giancarlo, il problema è questo. Non fa così, fa peggio Cruciani. No, ma io mica so Cruciani. Non voglio fare le repliche, io non vengo mica pagato come Cruciani. Anche la tournée, Mimmo, se vuoi partecipare. Sì, Giancarlo, il problema è un altro. Il problema non è solo che questi hanno sempre dalla loro una folta schiera di burocrati, perché tante volte è la politica che è male informata. Guarda lì nella regione Piemonte c'hanno uno che ci vietava di entrare, perché alla regione Lombardia a dire non parlate col Goia. Alla regione Lombardia e ti ricordi al Mise, quando c'era una dirigente che appunto in pratica non voleva che noi ci entrassimo. Noi ci siamo arrivati appunto tramite l'impegno di Salvini, tramite l'impegno di Renzi, e alla fine siamo riusciti a sentire dopo un po' di giorni Calenda ci ascoltò e qualcosa cambiò. Il problema è l'apparato burocratico fatto da gente che evidentemente ci ha mangiato su per decenni, e quando arrivano nuove forze, tu, io e altri che sono assieme a noi in questa lotta contro la Bolkestein, noi siamo il nuovo, e a questi burocrati che sono anni che ci mangiano su, a noi li terrorizziamo, perché viene a mancare una grossa fetta del loro utile. Cioè questi non è che si accontentano solo dello stipendio e basta. Con lo stipendio tutti fanno fatica a campare in Italia. Ci stanno, diciamo, aggiustamenti. E in questo noi siamo appunto in Lombardia, come anche mi dice Federico che si chiamano cadeau. Un cadeau. Il cadeau che cos'è in Piemonte? Che cos'è il cadeau? Cadeau in francese, un regalo. Un cadeau. Il cadeau dovrebbe essere francese, un regalino. Vedi. Ma in francese è più bello, non lo diciamo in italiano, che poi è un po' più figo. Sì, più figo. A livello di codice penale si chiama corruzione. No. Corruzione, se non concussione. Si chiama educazione. Sì, non c'è che Cozzalone. Educazione. Senti, comunque Giancarlo, ascolta, siamo quasi alla fine del primo tempo. Ora facciamo andare la pubblicità, poi dopo invece ripigliamo e raccontiamo quali che sono le nostre iniziative che dovranno partire a breve. Va bene? Va bene. Pubblicità. Rimango in linea. Sì.
Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. E rieccoci in diretta con lo Spazio Più, Professionisti Imprenditori Uniti con Mimmo Magnetta, il vostro sparacazzate, che anche qua è una medaglia guadagnata sul campo. Sì. E d'altra parte del Cheno Legnoso la nostra Natalia, per chiunque volesse dire la sua, 029294 7222, ripeto 029294 7222, per i più timidosi c'è WhatsApp il 340 670 9659 e c'è anche al telefono il super ospite della serata che è Giancarlo Nardozzi, presidente del Goya FENAPI. Giancarlo, noi siamo diventati operativi da un po' di tempo perché abbiamo intenzione a settembre di ricominciare appunto di ricominciare la nostra battaglia, però cercando di portarla a compimento stavolta. Lo vogliamo appunto sinteticamente ricordare quello che appunto stiamo... Giancarlo, scusa, ci sei? mi senti? Io sì, noi ci siamo, forte e chiaro. Ok. Stavo dicendo che noi ci siamo rincontrati assieme anche ad altri perché dobbiamo ricominciare a difendere e a pretendere stavolta la totale riuscita di questa battaglia a difesa del nostro lavoro. Come procedono le nostre iniziative? Io ti avevo detto che mi sarei occupato di Roma, in particolar modo su alcune persone, ho già cominciato e si sono dette subito disponibili. Volevo vederle di persona per appunto ragguagliare. Sarebbe meglio. Sì. Come hai detto bene te, un mesetto fa circa, neanche 2 o 3 settimane fa ci siamo incontrati con altre associazioni di categoria di Roma. È gente che è anni che ci conosciamo, abbiamo filtrato un pochettino, naturalmente abbiamo eliminato i poco seri, abbiamo messo quelli seri. E stiamo cercando di costruire una base per ritornare di nuovo in piazza, qualora non... Ora si dice rete, ai tempi miei si chiamava banda. Non si dice più alleanza. Un'alleanza o una lega. Comunque ragazzi è dura, dura. È dura ma teniamo duro. È dura sì, anche perché se ci mettiamo tutte le varie cose che ci accadono, io per esempio quando leggo di colleghi disastrati da trombe d'aria, da grandine, da quello che è il costo dei carburanti che ti uccide. Quello fa parte del mestiere, no? Per carità, io ne ho viste di trombe che la metà ne bastava, però fa parte del mestiere. Io quello che non riesco più a dargli un senso è proprio questi attacchi gratuiti nei confronti della categoria, perché
alla fine questi spostamenti di mercato e tutti i balzelli che dobbiamo sempre andare a affrontare. Adesso ci si mettono pure coi punti, non punti. Insomma, io sta cosa qua, siamo arrivati al punto che tolgono le licenze direttamente alla categoria. Cioè, è quello che mi lascia un po' basito, te la dico tutta, è la reazione dell'operatore, che è nulla, hai capito? Rassegnata, non va bene. Boh. Poco a poco Giancarlo, forse che a forza di pigliare le mazzate sono diventati masochisti, che gli piace soffrire. Guarda, che ne so, ma a volte sto ancora lì a spiegare cos'è la Volk, se sono 15 anni che ne parliamo, sto ancora lì a spiegarla cos'è. Io non ho afferrato Giancarlo, scusa se me lo puoi ripetere che non ho ancora afferrato bene la guarda, ma la sto dimenticando pure io. Vabbè, insomma, comunque noi comunque vi siete dimenticati anche l'elefante della stanza, una serie di normative anti-inquinamento idiote, perché poi hanno anche provato a togliere il mezzo con cui si lavora. Scusate, però ne abbiamo parlato qua a Milano e in particolare, ma ormai in tutto il nord Italia si inventano divieti ai furgoni, divieti ai mezzi, no? Devi avercelo elettrico però col GPL sotto qua e di là, e c'è gente che a malapena ce la fa arrivare a fine mese che con debiti non sa nemmeno se continua a lavorare domani perché la licenza c'è, non c'è, TAR, non TAR, qua comune, bando, non bando, accordo Stato-Regione, cioè l'incertezza che nell'economia non dovrebbe esistere regna sovrana, e poi non c'è manco la certezza di come vai al lavoro, ci vai a piedi o a cavallo, secondo il comune di Milano, con il motorino elettrico. Col carrettino, una volta si usavano i carrettini. Sì, con il filippino davanti. Signor Carrelleno Svambeta, signor, non potete andare al mercato, signor. Cioè, voi a Torino ce li avete i filippini con i risciò? Giancarlo? No, con i risciò no, però con i carretti sì. Soprattutto in Porta Palazzo, soprattutto in Porta Palazzo. No, vabbè, però guarda, io dico, secondo me si devono unire anche loro alla lotta con noi. Sicuramente. Adesso la maggior parte sono loro, perciò automaticamente abbiamo bisogno di persone che abbiamo bisogno di massa, quello bisogna Giancarlo, fare. ti posso dire una cosa: nelle manifestazioni che io ho organizzato qua a Milano il 70% erano tutti quanti extracomunitari, perché ormai sono la realtà qui soprattutto a Milano, ed erano quelli più attivi, sempre presenti, cioè, anche perché appunto loro hanno sicuramente qua un po' meno. E bisogna convincerli, insomma. Vabbè, ma Mimmo Magnetta è un punto di riferimento nella comunità islamica milanese. Lo volevano anche nominare Ayatollah, ma lui ha rifiutato più volte. Vieni qua. Sì. Ayatollah, qua, insomma, qua bisogna non aver remore, bisogna appunto andare da chiunque, bisogna appunto convincere tutti di quella che è la necessità dell'impegno e della partecipazione. Perché se non c'è partecipazione non ci sarà sicuramente interesse da parte appunto della politica a qualsiasi livello, insomma. Io mi ricordo che quando tutta la politica si è mossa il nostro aiuto è perché eravamo in tanti, mica eravamo pochi, poi ci facevamo sentire bene. Evidentemente questo noi dobbiamo ritornare a fare, ed è quello che appunto con Giancarlo Nardozzi, assieme anche ad altri rappresentanti di altre associazioni che abbiamo incontrato, ricominceremo a fare a breve, anche perché non esiste che i balneari vengano salvati e noi poveri ambulanti invece ci vanno a affogare, insomma. Io non posso credere a quello che mi fu detto un anno fa, dicendo che appunto anche il nostro presidentissimo, e qua mi riferisco a Mattarella, pretendeva appunto la testa degli ambulanti se doveva essere lasciata salva quella dei balneari, perché a me questo fu detto. Se accettiamo questo, se accettiamo questo, non ha neanche più senso che andiamo avanti noi. Infatti io non l'ho accettato, ho proseguito imperterrito in quella che era
la battaglia in difesa degli ambulanti, proprio perché per me non esiste sta storia, insomma. E io ti dirò una cosa: per far continuare a esistere una categoria di lavoratori, quella dei venditori ambulanti, che a me ha dato tanto, io sono disposto a passare anche alle macumbe, pure alla magia nera se necessario. Mi sembra che Mimmo ha amicizie nella comunità nigeriana. Io posso dire una cosa: tutte queste cattiverie che questi personaggi ci hanno fatto, tutto quanto, secondo me non portano fortuna. Io dico sempre esiste il karma, no? Sì, io ci credo su certe cose. Io pure Giancarlo, sono con te. Tutto c'è sempre un ritorno, questo è un dato di fatto. E con questo diamo un avviso, una comunicazione di servizio. Spero che qualcuno in questo momento si tocchi un po' le palle. Ecco. Tanto per parlare in francese, comunque qualcuno si è scavato la fossa sotto i piedi, ecco, per dirla più elegantemente, anche perché se fai fuori chi dovrebbe essere tuo iscritto, poi voglio vedere chi ti si iscrive. Qualcuno lo dovrà spiegare prima o poi, però vabbè. Intanto noi imperterriti andiamo avanti, a noi nessuno ci ferma e noi di sicuro non molliamo, noi non ci arrendiamo. Giancarlo, allora, quello mai. I prossimi impegni, i nostri prossimi... guarda, io sto finendo il protocollo d'intesa, che combinazione questi giorni qua sono stati, sto facendo tante cose insieme, perciò non riesco ad arrivare subito dappertutto, però comunque lo sto preparando. E sto preparando tra l'altro degli accessi agli atti, stiamo preparando gli accessi agli atti, fino adesso siamo a 20 comuni, un secondo, e poi preparo appunto il protocollo d'intesa come siamo rimasti d'accordo, e ci ritroveremo con gli altri ragazzi e lo firmiamo e poi si parte su tutto. Io ti dico, con il protocollo d'intesa secondo me scenderanno in tanti, perché comunque abbiamo toccato diversi punti che il collega non può dire di no, hai capito? Per cui che vive una realtà tutti i giorni, che c'è bisogno di una riforma del genere e niente, andiamo avanti. Mi raccomando, allora, appena finisci questo protocollo d'intesa fammi un fischio. Penso già per lunedì, martedì prossimo dovrei riuscire. Mi sono segnato un giorno libero, lo devo trascrivere, che poi l'abbiamo già, è già quasi tutto finito, non è che non ho fatto proprio niente. Va bene. Come mia moglie mi dice non faccio nulla. Vabbè. Okay. Sai, fare i fatti ci vuole anche il tempo e bisogna farli bene. Noi siamo gente che i fatti li fa e li fa bene. Li facciamo sempre. Giancarlo Nardozzi, presidente del Goya FENAPIO, ti ringrazio come al solito per la tua presenza, per la tua partecipazione. Grazie a te che ci dai sempre la possibilità di amplificare i nostri problemi. Io invito, ma guardate, approfitto della radio, prego. Io invito anche i fissi, commercianti fissi, a chiamarci per il discorso dei DUC, per il discorso degli aiuti, tutto, facciamo queste battaglie insieme. Certo. È vero che siamo due realtà, siamo sempre dei commercianti, siamo due realtà diverse, ma su tantissimi punti siamo vicini, per cui vale la pena iniziare a fare squadra, delle guerre insieme, guerre tra virgolette insieme. Anche perché ambulanti e negozianti hanno interessi convergenti, laddove c'è il mercato anche il negoziante lavora di più. Io penso solamente a tutti i servizi che per esempio i bar, i ristoranti, le trattorie danno. Se vogliono provare un sindacato che difende veramente il piccolo, ci chiamassero, ci facciamo una bella chiacchierata. Giancarlo, nel salutarci dai i tuoi riferimenti, dai, così chi ascolta la trasmissione. Allora, il mio numero di telefono è 327 19 22 960. Mi potete chiamare quando volete, nel caso non rispondo mi mandate un messaggio WhatsApp e io vi richiamo, sempre, come ho fatto sempre con tutti da 15 anni ad oggi. Grazie Giancarlo Nardozzi, il presidente nazionale del Goya FENAPI, grazie e a risentirci a presto. Ciao Giancarlo. Un abbraccione, ciao Fede. Ciao Giancarlo, grazie. Ciao.
E adesso ecco, siamo a noi. arriviamo a noi. Sì, perché Con io... che cosa ripartiamo? No, Con... non la vuoi la perché ho canzoncina? anche qua, Mimmo, sempre da ridire. E ho selezionato un paio di notizie croccanti, ci tenevo di... Prego. La prima che mi ha molto impressionato è la notizia che è uscita qualche giorno fa sull'Avvenire. In pratica l'ARPA Lombardia, che è l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente, ha messo in via Senato... Questo non è un messaggio pubblicitario, perciò quello che vi dirà adesso Federico, voi non lo pigliate come un invito al consumo. Aspetta, mi fai finire? Prego, prego. Ecco, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente della Lombardia ha installato in via Senato, in un'altra cittadina a Milano, un rilevatore di sostanze stupefacenti nell'area. Su 16 tentativi, su 16 prelievi è emersa una cospicua quantità dell'area di cocaina, THC e droghe sintetiche. ARPA Lombardia ci è tenuto a precisare che potete respirare tranquillamente, non vi fate di coca. Qualcuno ci è rimasto male, ha detto per una volta che potevo pippare gratis, manco quello. Ecco. Ma abbiamo un ascoltatore in diretta. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buonasera a tutti e due, Lisetta. Buonasera Lisetta. Oggi non vi devo dare una bella notizia, ma brutta. Spero che il giornalista che ha scritto l'articolo abbia sbagliato. Che succede? Ci dica, Lisetta. Allora, lor signori, la mafia controlla le carceri. L'ira di Nordio. Lisetta, però Lisetta, scusa, ferma. Venerdì, noi il venerdì facciamo la trasmissione sulle carceri. Non so perché ci chiami sempre il martedì. Perché non c'ho tempo il venerdì. Però così stiamo parlando. Vabbè, comunque c'è dentro uno lì, un signore abbastanza giovane, che posso dirglielo anche oggi, tanto non cambia, non cambia molto da oggi a venerdì. Dai, 2 parole solo vi devo dire. Prego, Lisetta, prego. Abbastanza gravi. Allora, ripeto, le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato. Lo ha detto il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia nel corso di un incontro al cantiere culturali della Zisa, e De Lucia non è l'ultimo della classe. La situazione, lor signori, carceraria italiana è complicata, questo lo sappiamo tutti. Vi è una quantità di persone superiori rispetto a quella che potrebbe contenere una struttura penitenziaria. Molti sono tossicodipendenti, si sa già, e non dovrebbero stare in carcere, ha sottolineato De Lucia. Le carceri non esplodono soltanto perché, ripeto, i detenuti non vogliono farle esplodere. Il controllo appartiene solo alle organizzazioni criminali che vogliono lasciare le cose per come sono. Nient'altro, io ripeto, spero che il giornalista si sia sbagliato che ha scritto questo articolo. Grazie. A me piace leggere tutto, bello o brutto, io leggo tutto, e naturalmente c'era anche questa notizia. Posso dire una cosa? L'ho voluta dare. Mi rovino a dirlo, già, ma io che vivo la realtà, secondo me De Lucia ha completamente ragione. Mi dispiace dirlo, ma il procuratore è una persona allora sicuramente giusto, sveglia. Insomma, ecco, sì, va bene. assolutamente. Vi saluto ancora. Grazie. E buona giornata, Grazie ragazzi. mille, Lisetta. Grazie Lisetta, ma sai cos'è il problema? Che... Però una cosa mi fa arrabbiare, che il procuratore dice i tossicodipendenti non devono stare in carcere, ce li mettete voi, cioè fate pace col cervello pure. Questa è l'altra cosa. Siccome esistono tanti modi di scontare una pena, se voi giudici pensate che i tossicodipendenti in galera non ci debbano andare, sapete che esistono le misure alternative. Potete mettere ai domiciliari quei braccialetti. Anche in comunità, ci sono tantissime si potrebbero inventare dei braccialetti elettronici con le catene al termosifone, che così uno non evade. Allora, stavo dicendo appunto della coca nell'area a Milano. A Milano nell'area è presente la coca, però non a sufficienza per farsi, quindi respirate tranquillamente a Milano, carissimi, anche se 16 tamponi su 16 dimostrano che c'è la bamba nell'area. Una domanda, tu hai parlato di un rilevatore in via Senato, l'altro dove sta? Sempre in centro, non so dove. Dicelo, non mi ricordo, ho cercato l'articolo dell'Avvenire ma non riesco a trovarlo, chiedo venia, però sappiate, l'ho letto, sono stato un babbeo a non conservarmelo. Chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, alla redazione di questa meravigliosa radio e al nostro mega direttore galattico Giovanni Salusti, che Dio lo conservi, e anche al direttore eterno Alessandro Morelli, che mi hanno detto che da Roma è salito per apparire in questa radio. Noi speriamo che le sue apparizioni diventino sempre più frequenti, anche perché qua l'acqua sale, manca sempre di meno alle elezioni e qua ci dobbiamo muovere, se no sarà un bagno di sangue, mi dispiace dirlo, perché quelli come si chiama, Fratoianni, il signor Conte,
Bonelli, la Schlein fanno sempre campagna elettorale, i nostri, qua forse qualcuno si chiude nel C'è palazzo. quella che Salis e scende. Ilaria Salis, che sarà il futuro ministro della giustizia, sta sempre a fare casini in giro, ha licenziato anche i suoi due, senza giusto motivo, i suoi due collaboratori, alla faccia e della non gente gli di vuole sinistra. dare manco un centesimo, perché tanto lei non possiede niente, perché lei case certo. beni non ne possiede. Ilariasalis.it come vabbè, salutiamo il futuro ministro della giustizia. Però parlando di area di merda, scusate, che è quella di Milano, dove c'è anche la coca nell'area, e il THC e tantissime THC che è, scusami, la cannabis. In pratica la gente a Milano si fuma, o come dicono in alcuni cose, si fumano talmente tante canne che oltre alla bamba c'è la cocaina, c'è anche il THC. Purtroppo ARPA Lombardia, c'è nel sito dell'ARPA tutto questo, ve lo potete leggere, compreso la come si chiama, la precisazione che potete respirare tranquilli e non vi fate. Io ho qualche dubbio, però respirate tranquilli. Infatti abbiamo qua Natalia che in centro a Milano ci sta sempre, ultimamente più allegra del solito. Ok, e a proposito di aria che fa schifo, mi è venuta in mente l'Ilva di Taranto in questo caso, dove il Tribunale di Milano, che è quello competente, dopo 30 anni di processi, fabbriche chiuse, forni sequestrati, operai in cassa integrazione, si sono accorti che il Tribunale competente non è quello di Taranto, perché Acciaierie di Taranto, cioè l'Ilva, ha sede a Milano. E quindi è sempre stato il Tribunale di Milano. Beh, il Tribunale di Milano si sono svegliati male, evidentemente, hanno deciso che tra 90 giorni l'Ilva chiude, 12.000 operai resteranno a casa. Ed è stata fatta fuori definitivamente quello che è il settore siderurgico. Sì, no, l'azienda principale della Puglia. Chi ci guadagna? No, aspetta, Mimmo, sicuramente qualche francese, qualche straniero. I francesi di ArcelorMittal e Calenda che l'hanno distrutta l'Ilva, questo va detto. E 12.000 operai che restano a casa, un punto di PIL dell'Italia vale l'Ilva di Taranto, l'acciaieria più grande d'Europa, che chiuderà perché questa sentenza è la tomba, è la pietra tombale su questa azienda, e 12.000 padri di famiglia che non andranno più a lavorare. Tutto questo per 2 tonnellate di amianto, che in una fabbrica così grande è un'inezia. Nessuno dice che devono morire le persone, ma sì, io sono padre di famiglia, so cosa vuol dire avere bambini, tuttavia so anche cosa vuol dire non dare da mangiare ai propri figli. Quindi noi siamo dalla parte degli operai, non come qualcuno che dice di essere di sinistra, ha fatto il tifo per questa schifezza, e non come qualche giudice che si sveglia all'improvviso con questo governo, e mentre il governo stava per venderla, risolvere una volta per tutti questa avvertenza, che esce fuori con questa sentenza ad orologeria. L'amianto c'è ora come c'era 30 anni fa. Dove eravate, signori giudici? Non lo sapevo mai, perché in Italia i giudici comandano e non rispondono delle loro azioni, grazie a dei fenomeni che nelle zone dove la criminalità organizzata comanda, cioè oltre che nelle carceri, sono andati a votare massicciamente no. E poi, insomma, volevo dare... Il voto no significava appunto non dare la responsabilità civile. Non riformare la magistratura, e questi sono i risultati. Magari un giorno, caro fenomeno che hai votato no, ci stai ascoltando, un giudice farà una sentenza e ti lascerà anche a te col sedere a terra. Chi lo sa, la ruota gira, e andiamo avanti con le notizie gustose, la notizia con cui stanno aprendo tutti i giornali. Però io la voglio dare alla Paranomov, cioè quel meraviglioso conduttore russo che aveva una villa meravigliosa sul lago di Como e ama l'Italia più di molti italiani, sicuramente più di molti politici italiani. Andrea Pirlo non può allenare nazionale d'Italia perché lui è amico di Vladimir Vladimirovic. Cioè, siamo arrivati al punto che se uno è amico di Vladimir Vladimirovic, oppure ha una piccola collaborazione con un'azienda russa, e non può allenare la nazionale. Ma l'hanno già risolta, perché hanno nominato altri. Sì, ma ci rendiamo conto a che livello siamo arrivati. Poi mi viene a rompere le palle col pittore austriaco qua di là, non mi sembra il pittore austriaco, mi sembra un altro. Ragazzi, cioè questi hanno la guerra in testa. Andando avanti così, c'era sempre uno che non era un pittore austriaco, però era un dottore tedesco, e diceva che una bugia raccontata 100 volte diventa verità. Cioè, a forza di raccontarvele queste cose finiamo male. Noi in questa radio l'abbiamo detto sin dal primo giorno, una guerra idiota che deve finire il prima possibile, perché di sto passo finiamo male. Qua siamo alla propaganda da Terzo Reich. Quello che è accaduto ad Andrea Pirlo, che non mi stava simpatico, non reputo un grande allenatore, però è come giudicare un artista. No, è uno sportivo, può essere amico anche
di Netanyahu, della persona peggiore che è in questo, no scherzo, perché ora mi chiamano non è vero Netanyahu, per dirla, del peggior uomo sulla faccia della terra, magari dell'Ayatollah Khamenei, o dipende voi chi considerate chi sia, o come si chiama, quello, Maduro, che ce l'hanno tutti con quel povero Maduro che alla fine è finito in galera. Però insomma, che c'entra con il calcio, ragazzi? Cioè, ci rendiamo conto a che livelli siamo arrivati? Ma l'importante è che quelli che sono stati nominati al posto di Pirlo non siano proprio dei secondo me è pirla peggio ancora. a Secondo me di... Mancini è peggio ancora. Sì. Sì, però lui non è amico di Vladimir Vladimirovic, quindi può allenare la nazionale d'Italia, come direbbe Baranamov, che lo saluto, è un amico. A proposito, così almeno tronco anch'io la mia carriera futura. Voglio vedere se anch'io dico che sono amico di Vladimir Vladimirovic, mi licenziano oppure vado a zappare. Ecco, o mi chiudono il conto, perché ormai siamo arrivati in Italia, accade pure questo, cari amici, che se voi siete amici di qualcuno o dite qualche parola di troppo, oppure se succede, non firmi non patenti di antifascismo, non ti chiudono le conto mostre in banca, ed è già, non faccio nome e cognomi, ma fate attenzione. E con l'euro digitale che l'Unione Europea fa, ci sono già le direttive fatte, cari amici a casa, è quello che succederà. Sappiatelo, lo stanno facendo per controllarvi, perché non c'è più bisogno della galera o di farvi male o di fare denuncia a mezzo stampa. Dall'oggi al domani ti tolgo la possibilità di fare offerte, a fare acquisti, di vivere, ti blocco il conto. Ciao, vai. E con questo con questo quasi, perché voglio ricordare qualcuno che è amico mio, è amico di Mimmo, è amico di Natale, è amico di Vladimir Vladimirovic. Anche lui. Sì, perché è egiziano. Ed è il fornaio di Cologno, Viale Lombardia 47, Cologno, Monzese, Milano. Il mitico Marun. Marun è amico personale di Vladimir Vladimirovic e anche di Erdogan, che è amico di Vladimir, però nessuno dice niente a Erdogan, va bene perché hanno paura. Ma tu dici quindi, così vanno da Marun e gli chiudono nessuno dice, ci hanno già provato e non ci sono riusciti. Nessuno ce l'ha con Marun, perché Marun è troppo bravo a fare pane, pizzette. Il pane e la pizza che fa Marun è fenomenale, quindi ci hanno provato in tutti i modi, anche con dei droni a farlo fuori, ma insomma la classe c'ha le pizzette, c'ha tutto imbottito di pizzette di amianto, a proposito di Ilva. E quindi quando la farina è buona non potete fare niente di male a nessuno, che ha orecchie per intendere intenda. Magari la farina buona servirebbe in qualche palazzo del potere, dove evidentemente la farina che arriva è di scarsa qualità. E con questo abbiamo trasmesso una serie di messaggi interessanti. Come diceva un certo falegname di Nazareth, che ha orecchie per intendere, intenda, Mimmo. Io voglio ringraziare Natalia che ha permesso tutto questo, le voci di Senzienti per la meravigliosa hit dell'estate, il pittore austriaco. Andate, dategli una mano, perché gli hanno chiuso più volte il canale YouTube e non ne sappiamo qualcosa, e anche i canali Facebook. Salutiamo anche il nostro Giampaolo Bernasconi, che spesso e volentieri ci chiama, il nostro mega direttore eterno, il nostro mitico Morelli, che è giù a Roma, e speriamo che venga sempre più spesso qua. L'altro direttore eterno è Matteo Salvini. Matteo, ricordati di noi, dai ascolto alle preghiere che abbiamo appena elevato in difesa degli ambulanti. Ma chi te lo fa fare il ministro dei trasporti? Sono solo rogne, lascia stare, vieni qua con noi, a Milano si sta bene, qua c'è l'aria che è frizzante, ma chi te lo fa fare, mannaggia la miseria, dai, stai qua con noi. O no? Si può fare anche politica dal basso, secondo me sarebbe bello farglielo vedere. Quella che lui ha sempre fatto, perché Matteo Salvini e anche Morelli, ci sono persone che appunto sono sempre state in mezzo al popolo, e noi non vediamo l'ora, ok? Perché noi siamo il popolo, con il popolo e per il popolo. Abramo Lincoln. Detto ciò, chiudiamo, perché siamo in ritardo. Vi invitiamo a restare sempre qua su Radio Libertà. Buona serata a tutti.